traugataro l'influenza. Salute! Hai domande non taugadaro l'influenza? E i sciuccotti, rispondiamo subito. Posso per me? Grazie sciucco. Pedawa, sciucco fa genice desincadaridu. E ora fa genice da l'influenza. Ma esagere di appena. Ti domandi come perché? Temo da spiegare. Cadare influenza sono due malattie sfarente. Un so date da uli stesso iscu. I ischi so que. 10 ne proprio baretti. Ecco una di evamie di ischi responsabili di Ugadaro. E questi sono ischi dell'influenza. So belli più pudenti che quelli di Ugadaro. Ai ischi li do che entri una persona ben moltiplicarsi. Si chiama un'infezione. Ai ischi di Ugadaro e dell'influenza li piace a iniziare negli stessi luoghi. Un naso, a ola e i polmoni. Ogni pochi di suoi effetti si buona assomiglia. Ma in generale, Ugadaro sgotta un naso e si starnudeggia. Si dosa ma mica sai. Sono mezzi per la persona ad eliminare i rischi di Ugadaro. Se l'è l'influenza, la persona è stanca assai e pigliata di vreba per via che la broa difende contro i rischi Ugalore. Abbiamo la bella in capo e spesso ci sentono tutti i muscoli e tossiamo assai. I rischi dell'influenza sono più forti. Tanto sentiamo che la scombatte di più a nostra persona. E per questo che è meglio di una bella influenza. Ne manco Ugadaro, ma sti due rischi sono contagiosi assai. Volei che li si buono via a contatto di una persona malata oppure con oggetti contaminati. O meglio per non essere malato è di lavarsi assieme a nive. Caccia o risco che ci può essere bosto. E quando tu tossi, falli un gioco di udogoido. Michi ne domani. Ecco, ora capisci meglio la differenza tra cadere e influenza.